Sul portale d'ingresso della scuola di San Marco, l'odierno ospedale, è possibile notare alcuni graffiti molto interessanti. La storia che c'è dietro a questi graffiti è davvero particolare. Era il 1501 e un certo Cesco, che era uno scalpellino molto abile, che aveva lavorato alla facciata proprio di questa scuola, perse la moglie e da quel momento cominciò a vivere per strada come un vagabondo preso dalla disperazione. Cesco non solo aveva cominciato a vivere per strada, ma di notte dormiva proprio sotto questo portale. Da questo punto possiamo dire privilegiato, poté vedere molti aspetti della vita quotidiana dei veneziani, le barche che scaricavano e caricavano le merci e il famoso cuore zampillante del ragazzo turco.